Perché il parco regionale del Po, territorio veneto, naturalmente è l'oasi di Porto Caleri. E questo è importante perché è il territorio della regione del Veneto che sarà luogo e testimone di questo percorso, di questo Mestieri all'Opera. Prima di dare la parola alla consigliera regionale Elisa Cavinato, che però accogliamo con un applauso perché merita veramente. Voglio raccontare a tutti quanti voi, anche se ne siete ben conoscenti e partecipi, di come nasce questo bellissimo progetto, questa associazione senza scopo di lucro, questo format, perché Mestieri all'Opera è tutto ciò. La domanda è possibile, è mai possibile coniugare attività produttive, le aziende, voi siete anche imprenditori, con periodi di difficoltà, quindi saperli attraversare, poter mettere anche un sorriso, guardare con fiducia e valorizzare anche altre attività che in un periodo difficile che abbiamo passato, 2020-2021, speriamo che non ce ne siano altri, hanno sofferto tanto insieme all'arte. L'arte purtroppo è stata molto penalizzata. È possibile coniugare tutto ciò dando vita ad un prodotto che si faccia conoscere, che valorizzi queste realtà che hanno sofferto e che hanno bisogno di essere nuovamente conosciute? Silvia Marangon ci pensa perché si sente costretta, ha aperto da alcuni anni un'attività commerciale molto originale, Zio Max, un negozio poliedrico, e vede crollare pezzo dopo pezzo tutto quello che ha costruito. Ma con lei tanti suoi amici, colleghi, tanti imprenditori, tanti commercianti, con lei anche una sua carissima amica, che è Stefania Miotto, un'artista, che si vede relegata tra le quattro mura domestiche a studiare, prepararsi, ma non può calcare le scene dello spettacolo, non può realizzarsi, non può far sentire la sua arte. E come lei tantissime persone, tante imprese crescono e possono anche trarre profitto da questa situazione, molte altre invece iniziano a soffrire. Il problema qual è? Farsi e continuare a mantenere la conoscenza nel pubblico, nel target di riferimento. L'idea quindi viene: coniughiamo l'arte, portiamo l'arte e quindi il palcoscenico dentro queste attività produttive e perché no, dentro le aziende, ed è il passo successivo. Rendiamo questi luoghi vivi, luoghi che possono essere veramente poliedrici, perché c'è l'attività, c'è il commercio, c'è l'artigianato, c'è qualsiasi tipo di azienda realizza qualche cosa, ma c'è anche l'arte, l'artista che le valorizza. L'altra cosa che mi ha colpito è che ho guardato diversi video, poi tra l'altro il curriculum di Stefania Miotto è straordinario perché ha partecipato anche a programmi della RAI, I raccomandati per esempio. Sono andata a spulciare e ho visto che dietro le quinte c'era un target adulto che ascoltava Stefania che presentava questo brano lirico accompagnata anche da un collega. E poi c'erano dei giovani completamente disinteressati che guardavano da un'altra parte, hanno inquadrato il pubblico e lì ho riflettuto, ho detto ma bisogna rendere viva l'arte, come si può portare a un target che non sia solo quello interessato? L'idea di portarla dentro i negozi, dentro le botteghe, dentro le aziende è veramente qualcosa di molto importante perché forse anche i giovani possono cogliere e imparare una melodia e portarla dentro di sé.
La chicca in più è che Stefania Miotto, artista, si è inventata da un po' di tempo un personaggio, la cantante lirica. La cantante lirica? Eccola. Eccola là. E allora c'è l'ironia, c'è un po' di comicità, c'è un modo originale di presentare, c'è arte, ci sono tutte le attività, c'è il Veneto, c'è il nostro territorio e mancava un palcoscenico ulteriore, istituzionale, perché queste cose potessero diventare un po' di dominio pubblico. C'è stata anche la televisione del territorio, perché sono venute a presentare questi progetti anche a TV7, ma mancava il contributo fondamentale. E allora a questo punto io darei proprio la parola a Elisa Cavinato, consigliere regionale, seconda e sesta commissione della Regione del Veneto, perché è grazie a lei che siamo tutti qui presenti. Penso di sì. Buonasera a tutti, adesso mi sentite perché ho anche la voce bassa. È un piacere avervi qui oggi, mi piace l'idea di aver portato questo progetto qua e sono contenta che questa sia una vetrina perché sia lanciato. Ho conosciuto Stefania qualche tempo fa a Padova durante uno spettacolo che ha fatto e mi è piaciuto molto il suo personaggio, la cantante lirica. Mi è piaciuta la sua voce forte come lo è lei in effetti e mi è piaciuta soprattutto l'idea di questo progetto che è nato in un momento difficile per tutti noi, per le attività produttive, per noi stessi, che era durante il lockdown, giusto? E ha saputo coniugare 3 elementi fondamentali, il lavoro, la cultura e poi la passione che abbiamo noi veneti. Quindi avervi qua oggi per me è una grande soddisfazione, penso che sia anche la vostra e mi piacerebbe che fosse un trampolino di lancio ancora più grande. Grazie. Grazie Elisa Cavinato, gentilissima. Prima di incominciare un po' l'approfondimento, io voglio ringraziare tante persone, perché dopo vediamo un video. Innanzitutto, il Consiglio regionale Elisa Cavinato, poi per la Regione del Veneto, Consiglio regionale, il Comune di Padova, nella persona di Antonio Bressa, assessore al commercio, e Vincenzo Gottardo, vicepresidente onorario della provincia di Padova, perché proprio loro come persone si sono prodigate tantissimo perché questa cosa potesse in qualche modo aver luogo. Poi naturalmente, Stefania Miotto e Silvia Marangon, non occorre dirlo, e la cantante lirica che è sempre presente. Siete in 3 ed è naturalmente Silvia Marangon, comunque presidente e cofondatrice con Stefania Miotto dell'Associazione Mestieri all'Opera, poi Matteo Mignolli, presidente i Musici Patavini, ufficio stampa, un bel applauso perché naturalmente merita. Sì. Ed è grazie al grande contributo di Matteo che tutto questo ha luogo, la sua rapidità nel cercare di cogliere i momenti, insomma di supportarlo, poi ci racconterà bene anche di chi sono i musici patavini, cosa stanno facendo i loro progetti, e Nicola Albano, AR Daigo Videoproduzioni, regista e produttore. Complimenti. Complimenti veramente, perché i montaggi sono molto molto belli, la scelta, i pezzi sono veramente straordinari, quindi non è cosa di poco conto. E poi naturalmente ai partner, tutti quanti voi. Allora, Philip Martins, Made of Italy di Altavilla Vicentina, Mauro Trimigliozzi, grazie. Allora, io vi chiamerò, voi vi alzate in piedi, un attimo, eccola, che così possiamo conoscervi. SO4 Packaging Alimentare di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova, Silvia Valeria Mara Roberta Ortolani. E la mamma, e anche la mamma. Perfetto. Fimic Italian Melt Filter di Carmignano di Brenta, si alza Erika Canaia. Eccola, e anche il papà, Ecco, se siete in più di uno, io non ho, il papà, la mamma, tutta la famiglia. Anica Italian Sal Quality Leather, azienda produttrice di Cadonega in provincia di Padova, Paola Cesaro e Matteo Baldan. Abbiamo l'Antico Forno, Padova, Giuseppe Bonaccorso e signora Martina Parisi. La Bottega dell'Orafo di Busa di Vigonza in provincia di Padova, laboratorio artigiano di Carlo degli Stefani. E poi abbiamo Zio Max, Silvia Marangon, si alza in piedi.
ma abbiamo dei main sponsor, qui tengo in modo particolare, grazie ai quali veramente c'è stato un contributo importante. Staffilo Organic Wine, Torre di Mosto, Venezia, Roberto Coliotassis, Sant Patrizia e Francesco. Grazie veramente di cuore. Sono un'azienda straordinaria perché produce Prosecco DOC, vini biologici, e hanno l'arte di creare un momento. Io leggo solo il profilo perché loro non sono nel video, voi tutti quanti invece siete nel video. I vini Staffilo, che sono qui davanti, che già fanno gola perché devono essere straordinari, nascono, ecco, bevitrice, Stefania, bevitrice, vabbè, nascono in prossimità del litorale veneziano, è un territorio eletto dai dogi come la cantina personale proprio di Venezia, ma soprattutto è un territorio dove c'è una salinità particolare dell'aria, ma anche la terra, delle caratteristiche organolettiche straordinarie, per cui la produzione di carattere biologico è veramente di altissima qualità. È un terreno di sua natura produzione a vocazione enologica, la produzione Staffilo è certificata biologica e l'azienda si propone come mission la tutela dell'ambiente, la ricerca di uno stile di vita salutare, la sostenibilità, l'innovazione, la tradizione e la soddisfazione del cliente. Ci tenevo a sottolinearlo perché queste aziende fanno parte un po' della mission, della filosofia di Mestieri all'Opera, cioè il cercare, come tutti quanti voi, aziende particolari, anche come main sponsor. L'altro main sponsor è Assioma Service SRL, un bel applauso. Abbiamo Daniela Baraldo, Silvia Pasquale e Marco Pivato, broker di assicurazioni. Allora, Assioma Service è un broker assicurativo indipendente sul mercato, specializzato prettamente nell'ambiente sanitario imprenditoriale, grazie a diverse connessioni che ha sviluppato molteplici altri professionisti. Riesce a crescere notevolmente, continua a crescere senza avere una territorialità definita. Riesce a rappresentare appieno gli interessi del cliente, non avendo vincoli territoriali, sviluppa la sua attività senza limiti, cercando di offrire ai propri clienti assistenza ovunque questi si trovano. Ecco, io volevo sottolineare e ringraziare tutti quanti voi perché secondo me avete un ruolo importantissimo. Prima di passare la parola alle nostre artefici, però, rivediamo un altro video, i video dell'inizio, perché tutto incomincia nel 2020 con alcune aziende, in particolare l'Antico Forno, la Bottega dell'Orafo, Zio Max e altre 30, 40, ma queste sono state selezionate e quindi vediamole insieme. Amore, sto provando cose, mi metti ansia là fuori, tieni dentro, c'è anche la sedia, dai andiamo! Oggi siamo da Zio Max e voglio presentarvi Zio Max in persona! Ciao Stefania! Ciao Max! Senti, ma in questo meraviglioso negozio cosa trattate? Beh, la bellezza innanzitutto. Noi trattiamo tutta una linea di prodotti meravigliosi per il corpo e per i capelli, più accessori ricercati, qualche capo di abbigliamento ricercato anche quello, cappelli, di tutto di più. Meraviglia, ma senti, a proposito di accessori, vedo lì Zia Max, quella alle nostre spalle. Zia Max? O meglio, Silvia! Ciao Silvia! Ciao Stefi! Senti Silvia, ma questo negozio che cosa ti dà? Ma tante soddisfazioni e la cosa primaria in assoluto è la soddisfazione del cliente, perché il cliente comunque si aspetta professionalità, sorrisi, felicità e il mio motto è: voglio vivere così. Voglio vivere così, col sole in fronte, felice e canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Con la primavera si riparte! Amore, ma no, già che non si parla con la bocca piena, ma cosa devo fare? Mi parli e devo rispondere, ti sto mangiando. Mamma, che sustoso che sei, amore.
Sì, Stefania, in poche settimane, 3 settimane circa, abbiamo rinnovato completamente, abbiamo rivoluzionato l'antico forno. Questa che era la base, diciamo, dove l'antico forno è nato e cominciato, e poi si è sparso in tutta la città, e abbiamo voluto ridare un look tutto nuovo. Ha cambiato totalmente aspetto ed è molto in linea con gli altri punti vendita, Sì, perché ricordiamo che Antico Forno è anche in Piazza Mazzini, è in Via Altinate, è in Piazza Insurrezione ed è anche nel quartiere Santa Rita. E anche in Piazza dei Signori. E Piazza dei Signori, quindi diciamo che l'artigianalità di Antico Forno è veramente in tutta Padova. Padova ovunque. Bellezza e bontà devono viaggiare insieme. Assolutamente d'accordo. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, Randion Virgin Mother and Child, holy infant so tender and mild. Amore, dai che Carlo ci aspetta. Carlo, sei il maestro orafo. Volevo vedere un gioiellino. Ma certo che sei tu il mio gioiello, ma non è che posso appenderti al collo e infilarti al dito, amore. Sì, prometto che guardo e basta. Andiamo, dai. Sono qui con Carlo degli Stefani, maestro orafo. Carlo, ma un maestro orafo cosa fa? Un maestro orafo è una persona che lavora con le mani e con la fantasia, perché mi piace creare. E l'altra opera che mi è piaciuta tantissimo è quella che hai realizzato per la mostra Galileo e il libro dell'universo. Sono partito dalle lenti che Galileo ha applicato al cannocchiale. Io ho ripreso queste infatti sono lenti ottiche e le ho incastonate così. Ho realizzato anche quello che lui ha visto in quel momento, che lui ha riprodotto un acquerello con le fasi lunari. Io ne ho riprodotte 3, la quarta sarebbe la chiusura e infatti ho riprodotto in lastra d'argento l'acquerello di Galileo Galilei. Carlo, allora sai cosa ti dico? Voliamo direttamente sulla Luna. Luna, tu non sai dirmi cos'è. Luna, tu non puoi dirmi perché. Il tuo raggio d'argento d'amore, gli amanti. Bravissima! Allora, tutti la conoscete, però io dicevo anche prima a Stefania, sì, un po' raccontare chi è Stefania Miotto, cantante lirica. Poi entreremo anche nel merito di chi è la cantante lirica e come ti sei inventata questo personaggio. Però intanto è un curriculum straordinario, io sono andata a vederlo, veramente una persona eccezionale. È molto modesta, troppo modesta, a parte quando fa la cantante lirica, ma lì ci sta tutto, e quindi noi vogliamo sapere qualche cosa di più. Allora, intanto sono strafelice perché grazie al sostegno e come ti dicevo prima, l'occhio giusto di Elisa abbiamo portato questo progetto qui alla Mostra del Cinema, Veneto Film Commission, insomma in un posto davvero importante, come siete importanti per me tutti voi e come è importante per me l'arte. Io sono una povera cantante. La mia passione inizia all'età di 8 anni, è stato il mio papà, e non finirò mai di raccontarlo, che l'ha messa nel mio cuore. E lui era fisarmonicista, mi ha lasciata troppo presto, però in quegli 8 anni vissuti insieme è riuscito a mettere il seme della passione per la musica e l'amore per la musica e tutto il mondo che gira intorno. Da lì forse contro tutti anche, perché comunque insomma
sai, il musicista dicono, se fai la cantante, sì, ok, ma di lavoro, solita battuta. Invece no, faccio la cantante, è il mio lavoro, quindi sono stata fortunata e tenace, perché da passione l'ho fatto diventare anche la mia professione. E contro tutti io ho studiato, ho continuato a studiare, continuo a studiare e forse non mi ha mai fermata nulla, perché davvero ne ho viste di ogni, però forse questo legame con qualcosa che non si vede ma che si sente, che è sempre nel cuore. Alleluia. Ci sta tutta l'emozione, ci sta tutta. No, perché questo è un momento un po' particolare. Sì, è un bello ritrovarsi, stiamo raccontando di un progetto, però può essere un momento significativo che va oltre la presentazione di un progetto, perché è anche un ripercorrere momenti difficili, tanto difficili, e ancora di più per chi vive di questo, vive dell'arte, per cui... Assolutamente. E quindi in un momento di difficoltà, appunto come diceva prima Elena, sia dell'arte che del commercio, abbiamo pensato, ma perché non ci prendiamo per mano e ci rialziamo insieme? Cosa facciamo? Ognuno mette un pezzettino di sé. E io non ho messo un pezzettino, ci ho messo l'anima, il cuore, ci sto mettendo tutta me stessa e ci credo assolutamente in questo progetto, ma ci credo che l'arte, come diceva prima Elena, è difficile farla arrivare ai ragazzi. Io stessa, forse perché avevo gli insegnamenti del papà che mi portava all'età di 6 anni, 5 anni, a sentire i solisti veneti e i concerti della domenica mattina, spiegandomi gli strumenti, dicendomi silenzio perché adesso entra il violino, silenzio perché adesso... E queste cose mi affascinavano in maniera particolare, ma anche in questa sala. Poi a Padova c'è Liviano, se non siete mai stati alla Sala dei Giganti andate a vederla perché è stupenda anche solo come sala, e c'erano proprio questi giganti dipinti al muro e io mi sentivo sempre più piccola. Quando dopo anni ci sono tornata per cantare lì, è stato per me, non vi dico l'emozione, ma questi giganti, ho detto ma però mi sembravano più giganti, e certo perché io ero così adesso, quando ci sono ritornata ero un po' più grande, e quindi è difficile, dicevo, mettere anche nei ragazzi forse l'amore per la musica, sì, ma la musica quella che ci riconoscono nel mondo, cioè la melodia italiana, la musica italiana, l'opera. Io la uso in maniera strana, l'opera, tra virgolette, perché comunque anche nel brano che avete sentito prima, ma un po' in tutti i brani che faccio, io uso la mia vocalità lirica in brani magari più moderni, perché? Perché così magari i ragazzi sentono delle melodie che già conoscono e dicono ah, ma si possono cantare anche così, e magari in un concerto dove da un'aria di Puccini passo a un'aria di un Morricone piuttosto che un New York o il Nino Rota, e dicono ma scusa, l'aria che hai cantato all'inizio cos'era? Quello era Puccini, ma chi è? Dov'è? E da lì comincia un po' la curiosità. Ancor di più questo lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, portare la musica in un luogo come abbiamo portato nei vostri spazi, persino in fabbrica, dove c'è la produzione proprio, e cattura di più. Quindi c'è un'attenzione su qualcosa di artistico e un'attenzione su qualcosa che è produttivo ed è sempre nostro, è sempre made in Veneto. Grazie. No, ma la cosa poi ulteriore, il passaggio ulteriore che l'avete visto, per quello siamo partiti con i video, è che naturalmente è bello fare tante cose, tantissimi fanno tante cose. Il problema tipico poi del Veneto è che non si comunicano, non si portano a conoscenza degli altri.
Il mezzo per comunicarli in assoluto, sì, per carità, adesso c'è internet, tutto, sono i video. Quindi senza la realizzazione di video montati a dovere, rimontati, perché poi io dicevo è importante il ruolo che hanno avuto, perché ne hanno fatti delle piccole clip di pochi secondi, di 3 minuti, di 5, di 6, poi in televisione devono essere ancora più lunghi. Poi portati anche, infatti io quando ci siamo conosciuti ho detto portateli in televisione, perché anche la massa di altre persone deve conoscere queste cose. È il passaggio successivo che è stato determinante. Silvia Marangon, hai attraversato un periodo anche tu difficile, e come è nata questa idea? Perché non è stata così semplice, eh? No, non è stato affatto semplice. Io conosco Stefania da molti anni. Grazie Elisa, perché poi io mi dimentico di ringraziarti, infatti è stato proprio un merito tuo se siamo qua. Allora, a me è caduto il mondo addosso in quel periodo, perché chiaramente avevo aperto da 7 anni una bottega, ero già datata per aprire una bottega, pertanto quando è successo questo ero molto spaventata. L'unica cosa che mi teneva attiva era la telefonata della sera con questa signora che ho alla mia destra. Allora, questa signora, noi ci facevamo gli aperitivi ovviamente telefonici, ogni tanto scappava anche la videochiamata, ma era meglio lasciar perdere perché... e lei ogni sera aveva una vignetta, una cosa che pensava, che proponeva, e poi quando ci siamo riviste, perché poi c'è stato anche il tempo che siamo tornate a prenderci un caffè, davanti al Duomo di Padova, e deve esserci qualcuno che ci ha fatto una piccola grazia, perché ci ha dato proprio quella spinta, no? Che ha detto facciamole lavorare, e infatti ho detto ma perché noi non portiamo l'arte nelle nostre botteghe, che poi qual è la cosa principale? Le botteghe, le nostre botteghe, le botteghe dei nostri paesi sono la nostra anima. Cioè, un conto è andare a prendere la merce che ci serve in un lineare, un supermercato, una cosa dove non c'è assolutamente anima. Un conto è scovare le eccellenze, perché in Veneto siamo pieni di eccellenze, e pertanto piano piano noi siamo andati a conoscere, siamo andati a prenderci, a bussare le porte, anche perché facevamo questo noi. Cioè io e lei, come siamo venuti da tutti voi con la seconda tranche dei nostri video, facevamo così anche per la prima, quella che avete visto, che era la prima serie, chiamiamola così. E così siamo partite. Diciamo che la nostra forza è proprio il sorriso, ma non è una frase fatta, perché quando io sono triste e sono giù di tono, lei mi ricarica. E questa è la sinergia che io vedo anche assolutamente che deve esserci nelle aziende, in un matrimonio, ovunque. Le sinergie nascono proprio così. E tra me e lei è nato questo, il rispetto, il sorriso, e se ci dobbiamo dire qualcosa ce lo diciamo. Però siamo due macchine da guerra, cioè ognuno il suo lavoro. Io non so cantare, però fra un pochino ci provo, perché mi faccio dare lezioni. Però sta calma. Ecco, sta calma perché gli rubo il lavoro. No, non ce la farò mai, stai serena. Non ruberai mai. Esatto. Ecco, per cui questa cosa è stata proprio bella, perché in primis, quando noi siamo andati proprio nelle botteghe, non c'erano ancora delle aziende in quel tempo, per cui negozi, ma belle cose, che poi se avrete voglia noi li metteremo sul nostro sito di Mestieri all'Opera, per cui potete anche andarli a vedere, ma comunque abbiamo fatto anche con Elena in TV7 questa cosa. E la cosa bella è che abbiamo visto che dall'altra parte c'era comunque la paura, perché non si sapeva dove dovevamo andare a parare. Cosa sarebbe successo da là a poco con l'apertura? I 200 metri, i 1000 metri, il chilometro, e cosa succederà? Cioè era tutto nuovo. Ma nonostante questo abbiamo avuto una soddisfazione bellissima, perché comunque il piccolo, diciamo in quel tempo il piccolo imprenditore ha investito
ha investito, per cui è stata la nostra soddisfazione, perché in un momento dove non si potrebbe spendere neanche un euro, investire per fare quello che abbiamo fatto noi la dice lunga. Vuol dire che la gente aveva voglia, assolutamente voglia di sorridere, voglia di ritrovare la vita in qualche modo, perché vabbè, io che sono un po' datata questa cosa non l'avevo mai vissuta, ma credo neanche voi, perché siete ben più giovani di me. Ecco, per cui è doppia, tripla soddisfazione e abbiamo preso carica. Abbiamo preso carica perché poi invece con la seconda è stata... sì. No, ma non anticipiamo. Non anticipiamo, non seconda, spoileriamo, non si dice niente. Ecco, per cui è stato proprio bello e liscio tutto, anche perché la cosa bella che abbiamo visto è che ci sono venute addosso, nel vero senso della parola, delle anime come noi. Mi spiego, perché per me questo è un passaggio molto importante. Con questo secondo progetto, non faccio spoiler, non dico niente, non lo faccio. E con questo secondo progetto, chiamiamolo secondo progetto che fa sempre parte anche del primo, ho perso il filo del discorso. Ti sono seguite delle anime simili che hanno seguito la filosofia. No. Allora, dopo torna. Allora... Silvia, un secondo solo, così vediamo anche i video. Volevo chiedere proprio rapidamente alla rapidamente, cantante amore, che voglio arrivata. vedere i video, dai. Sì, no, cantante lirica, un Sì, secondo, amore. dove è venuta fuori? Perché La cantante prima lirica, senza occhiali amore, ci vedeva benissimo, adesso non che vede niente, tocca mettere i occhiali sempre. Amore, questi sono un vezzo. Capire? È un vezzo questo, amore, perché mi piacciono i brigantini, Okay. perché sbrilluccicano e questo è un po' un vezzo. Dopo, insomma, li ho anche fatti di diversi... Inizialmente mi servivano per tenere la chioma, dopo l'ho lisciata, amore, e allora siccome mi piacevano tanto li ho messi. La cantante lirica è sempre stata in me stessa medesima. Però è uscita in lockdown perché avevo bisogno di ridere, amori, avevo bisogno io stessa di ridere, capisci, amore? Di ridere. Assolutamente. Mia figlia ha detto un giorno: mamma, ma perché non fai un video, amore? Vuoi che faccia sta roba qua? Ma sì, mamma, fai un video. Ho fatto un video, è stata la mia fine, amore. Da lì adesso chiamano la cantante lirica e non più quell'altra più seria. Cosa vuoi che ti dica? E allora, l'avete conosciuta bene anche voi? Vediamo la seconda parte di questa storia, perché si è incominciato con le botteghe del territorio, ma la cosa è cresciuta, ha abbracciato altre realtà, in gran parte, come abbiamo visto, in provincia di Padova, ma non solo, comunque nel Veneto, realtà aziendali importanti. E allora, Philip Martins, Made of Italy, SO4, Fimic Italian Melt Filter, Anica Italian Salt Quality Leather e tante altre ancora. Vediamo un assaggio. Philip Martins, Ma che azienda estera, italiana, italianissima, amore, siamo in Veneto ad Altavilla Vicentina, vieni che la scopriamo insieme. Philip Martins è proprio un brand italiano di prodotti professionali per la cura del corpo e dei capelli. Un'azienda fondata nel 2010 da Mauro Trimigliozzi, un'azienda made of Italy. Perché made of Italy? Lo chiediamo subito a Mauro. Ciao. Niente, Made of Italy perché il brand è fatto da italiani, è fatto in Italia e non fatto in Italia da altre persone che magari non si conosce la provenienza. Quindi abbiamo deciso proprio di realizzare i componenti, gli ingredienti che vengono direttamente dall'Italia.
Philip Martins, un mondo che racchiude prodotti, relazioni, conoscenza, formazione, i profumi, il sapere antico, la cultura, la bellezza, insomma è una meraviglia. Eccoci arrivati in Fimic, questo popò di azienda, Non si dice popò. Eccoci arrivati in Fimic, questa... E insomma sto cercando un qualcosa per dire che è una grande azienda. Vabbè, insomma, intanto andiamo, dai. Oggi con Fimic entriamo nel mondo del riciclo. Sì, perché bisogna aumentare la riciclabilità dei prodotti per ridurre l'inquinamento. Fimic è una grande squadra, veneta e non solo. È nata nel 1963 da mio nonno. Mio padre ha inventato una macchina che aumenta e migliora la riciclabilità appunto della plastica, e io quando ho finito l'università ho chiesto a mio padre di poter lavorare con lui, che lui non me l'aveva. Guarda questo carro che gira insieme a noi anche quando è buio. SO4. Ma cos'hai già da farmi i gesti adesso? Ma no, non è S oppure 4, è SO4, tutta una parola, amore. Fortuna che sei il mio assistente, dovrei cercare l'assistente dell'assistente. Andiamo, dai. Azienda specializzata in packaging alimentare. Ci sarà pure qualcosettino da sgranocchiare qui, andiamo a vedere. SO4, da oltre 40 anni un'azienda leader nel settore del packaging alimentare. Alle mie spalle, Silvia, abbiamo l'immagine dei vostri genitori, ma com'è nata SO4? SO4, diciamo che è nata come Multiflex perché si chiamava Multiflex nel 77. SO4 nasce da un'idea di Silvia e sta per sorelle ortolane 4. Siamo 4 sorelle: Silvia, Roberta, Mara e Valeria. Sì, da sempre la rosa è un simbolo che viene associato al concetto di profumo, e il valore di aprire un buon packaging è proprio quello di sentire il profumo dell'alimento che contiene. Perché inizialmente potete immaginare che una rosa stampata su un involucro destinato a contenere salumi, formaggi, carni era un po' difficile da comprendere. SO4, un packaging davvero unico. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene. Ma non hai suonato il campanello, amore? Ma come che campanello? Anica Laser, amore, Anica Laser. Dai, suona che dopo andiamo a vedere questa chiesa meravigliosa. Vai, suona, dai! Paola Cesaro, ciao Paola. Ciao Stefania, sì, sono l'anima femminile di questa azienda, supportata da un grande staff e soprattutto da mio fratello Fabio. Ah, amore, senti che meraviglia questa pelle, che morbidezza! Ma state prendendo le misure? Ma non potreste prenderle anche per me? Perché con questa pelle mi farei un bel vestitino, amore. Vado, amore, vado! Amore, non si ferma! Eccoli qua, infatti sono i nostri sponsor. Va sottolineato, ma intanto li ho già menzionati, li menzionerò ancora perché sono tutti quanti qui presenti, sono fondamentali. Nicola Albano, Buongiorno a AR tutti. Daigo Videoproduzioni, regista e produttore.
Un lavoro molto importante, un lavoro anche impegnativo. Qual è stato l'elemento che anche ti ha ispirato in questo? Perché c'è dell'arte anche nel creare, nel dar vita a questi video. Allora, premetto intanto che io e Stefania siamo dei grandi amici da vecchia data. Quindi ci conosciamo sotto, diciamo, l'aspetto anche artistico, musicale, perché poi con Stefania abbiamo fatto anche dei progetti discografici. E siamo anche molto contenti di essere i produttori anche di Stefania dal punto di vista la cantante lirica, però vera cantante. Allora, diciamo che quando Stefania e Silvia ci hanno coinvolto in questo progetto, siamo stati molto contenti. C'era già del buon materiale, cioè l'idea di base era una grande idea. Secondo me valorizzare le aziende, i lavori del Veneto è un lavoro che secondo me riesce bene a noi veneti perché conosciamo bene lo spirito che ci distingue. Quindi la caratteristica sicuramente di persone che credono molto nel loro lavoro e quello che fanno lo fanno con grande passione e amore. E allora abbiamo, diciamo, lavorato con il team autorale molto sull'aspetto della scrittura della storia, perché le frasi che poi con Stefania qui abbiamo visto molto sintetizzate, molto veloci, in realtà sono frutto di una ricerca diciamo di aspetti che mettono in evidenza le qualità di un'azienda, e dietro un'azienda, dietro un lavoro non c'è solo quello che noi vediamo oggi, ma c'è tutto un progresso, una storia, se è un'eccellenza, se un'azienda è arrivata ad essere eccellente, sicuramente c'è un motivo. E guarda caso abbiamo scoperto, confermato, che le eccellenze sono le persone che lo fanno. Ecco, quindi lavoro autorale sicuramente. E quindi uno studio, un approfondimento, un ultimo flash, perché Sì. appunto mi dicono che i tempi corrono Sì. senza neanche ce ne rendiamo conto. Valorizzazione però anche delle professionalità, questo è un altro aspetto molto importante e anche dei più giovani tra l'altro. Sì, noi come Daigo Video Produzioni, che quest'anno facciamo tra l'altro come gruppo Daigo 25 anni di attività, abbiamo sempre dato un occhio particolare alla valorizzazione e alla ricerca di nuovi talenti. E ci tengo anche a sottolineare questo perché a volte ci si dimentica che bisogna dare delle chance, delle occasioni a chi inizia o chi è, diciamo, nei primi anni di attività. Ovviamente con noi lavorano oggi diversi registi, uno di questi appunto che ha firmato anche i 2 videoclip che abbiamo visto, anzi uno lo vedremo, è Vittorio Campagnolo, che sta lavorando in questo momento Un applauso con noi. Un applauso. Perché per noi è sempre un lavoro di videoripresa, di raccogliere dei momenti importanti. Cogliere l'attimo. Grazie. Esattamente, Grazie mille Nicola Albano. Daigo Video Produzioni. Matteo Mignolli, non ultimo, ma l'onore di essere chiamato. Perché? Perché voi siete i musici patavini. Siamo una Esatto, ovvero chi siete? Siamo un'associazione musicale che è nata nel 1996 e con gli obiettivi statutari di produzione e circuitazione di spettacoli dal vivo e valorizzazione dei giovani talenti. Negli anni poi i giovani talenti sono cresciuti e sono diventati anche delle eccellenze, e con queste eccellenze abbiamo portato la musica dal nostro territorio a livello provinciale, regionale e internazionale, con dei tour nei principali teatri, paesi del mondo, fra cui Cina, Giappone un paio di volte, Cina 3 per l'esattezza. E nel 2005 la collaborazione con Stefania, che negli anni è stata costante, abbiamo realizzato questo tour nei teatri di tutta la Cina, da Pechino fino a Kunming, nel sud della Cina, fra l'altro anche con un concerto in diretta televisiva a Capodanno, se si ricorda, sicuramente Stefania si ricorda.
E diciamo, noi siamo intervenuti in questo progetto appunto come ufficio stampa, come coordinamento di materiali, ma anche affascinati proprio dal cercare di tirare fuori con le parole lo spirito artistico che oltre nel canto, nella musica che noi proponiamo, anche nel momento della produzione di queste bellissime aziende che appunto non sono state scelte a caso, ma anche per valori quale la sostenibilità ambientali e l'attenzione al ciclo di produzione, valori che ricordiamo sono richiesti anche nei progetti regionali, anche per i progetti culturali. La sostenibilità ambientale è uno di quelli che porta maggior punteggio, dunque su questo vediamo ancora che arte, commercio e la produzione ancora trovano dei punti in comune. E la promozione della musica classica è un'altra cosa importantissima, perché tutto questo porta alla luce un'arte. Soprattutto, infatti, abbiamo sempre lavorato, diciamo, fatto musica in armonia, cosa che mi piace sottolineare perché è lo stesso spirito con quale si portano avanti i progetti con Stefania, e dedicato alla musica classica e alla musica lirica, ovviamente, di cui qua abbiamo una interprete a livello, possiamo dire, internazionale e quindi con lei siamo andati avanti e ci fa piacere essere ancora in questa barca, visto che siamo arrivati anche qua con la barca al Lido, quindi insieme ancora una volta. Io vi invito, grazie mille, un applauso. A questo proposito, non c'è più tempo, vi invito a guardare comunque sul sito internet dove ci sono tutti i calendari delle loro prossime manifestazioni che verrete ad organizzare, tantissimi concerti nel territorio, molto molto belli, molto interessanti, e quindi a questo punto non ci resta che portarvi a dare un'occhiata, a curiosare. Siamo giunti al termine, il tempo è volato letteralmente, e allora io ringrazio ancora Staffil Organic Wine perché come main sponsor ha contribuito in modo importante, quanto anche Assioma Service, broker di assicurazioni per i professionisti, per i privati, per le famiglie, un po' per tutti. Grazie, un bel applauso ai nostri sponsor. E poi naturalmente abbiamo Philip Martins, SO4, Fimic, Anic, Antico Forno, la Bottega dell'Orafo, Zio Max e la Regione del Veneto, Consiglio regionale del Veneto, e Vincenzo Gottardo per la provincia, come anche l'assessore Bressa del Comune di Padova. Mi pare di aver menzionato tutti, ho dimenticato qualcuno? E ringraziamo lo staff di Veneto, assolutamente. Lo conglobavo nella regione. Grazie Francesca della Veneto Film Commission. Grazie a tutti quanti voi, speriamo che questo progetto possa continuare, che sia proprio l'incipit, e grazie naturalmente alla consigliera Elisa Cavinato. In bocca al lupo anche per il suo lavoro.